Quando Domenikos Theotokopoulos divenne il Greco? Lo vediamo vecchio e ricco, tanto da nominare esecutore testamentario Don Luis de Castiglia, suo mecenate, decano della cattedrale di Toledo, nonché amico, con il quale nel 1575 sbarcò in terra iberica. Nacque a Creta nel 1541, si formò nella bottega di Tiziano, come attesta Giulio Clovio, di cui vediamo il ritratto. L'autore è Domenikos e l'influenza del Tiziano si percepisce nella meticolosa cura del volto, nella compostezza della figura e, fuori dalla finestra, vi sono le Alpi Dolomitiche che lui mai vide. Clovio indica un libretto illustrato, era un celebre miniaturista. L'adorazione dei magi in un tempio palladiano è del 1568. Da 2 anni era in Spagna, ma se si escludono i cammelli dai colli tortili, lo stile resta quello del maestro. Nell'Assunta le figure cominciano ad allungarsi, i colori s'arricchiscono e il movimento diventa agitazione, simile a quella del Tintoretto. Nella Resurrezione trova la sua identità. Su uno sfondo notturno la luce di Cristo abbaglia, illividisce i personaggi, li precipita nell'incredulità ed un soldato cade supino perdendo l'elmo. Per orchestrare questa invenzione pare si sia servito di modellini in cera. Nella sepoltura del conte di Orgaz, opera di ricchezza sbalorditiva, pagata 1200 ducati, dipinge i volti dei principi, conti, con precisione fotografica. La stola del vescovo è impreziosita da figure bibliche, mentre sotto il reggifiamma un piccolo quadro rappresenta la lapidazione. Al di sopra delle teste umane, l'aldilà è un groviglio di anime imploranti l'intercessione di Maria, sorvegliata da Pietro. Gesù in gloria, con una mano invita alla calma l'umanità, perché son corpi quelli che vediamo, di ogni condizione, età, persino vescovi in alto a destra dovranno pazientare. Singolare è l'angelo che si infila tra le 2 nubi ed i musici adulti e senza ali in un ritaglio a sinistra. Ricordate l'altare della cattedrale di Tolosa? Un retablo ove il vuoto è spreco. La visione di San Giovanni è forse di un surrealista, di un contemporaneo burlone che veste il santo come un operaio metalmeccanico? Quando mai Giovanni vide, oltre l'Apocalisse, le 3 grazie nudi strazianti o allungati verso putti senzali che chiudono la scena con drappi verdi e dorati? Di fronte a tanto, persino il re deve trattenere il battito del cuore. E questa veduta di Toledo a sera, sotto cumuli, lembi che annunciano tempesta. Osservate le figurine appena accennate che arrancano sul sentiero, la città pare congelata nell'attesa. Tuttavia, sotto l'alto ponte, seguendo il fiume, alcuni s'attardano a pescare. Un cavaliere attraversa il guado, ignari tutti dell'approssimarsi del maltempo. Chi nella natura vive non la teme. Ormai è vecchio e malato. Gli occhi bruciano alla luce del sole che irradiò la Trinità del 1577, ove la sinuosità del bel corpo di Gesù sembra assopito in un sonno profondo. Concludiamo con questo politico incredibile.
a sinistra l'Annunciazione, con turbinio di angeli curiosi ed una porta timpanata che s'apre su una specie di stanza ardente. Ed ardente è il cielo, fulmini e saette infuocano nubi ed un vascello spaziale. A destra, Adamo ed Eva vanno nel mondo con la benedizione di Dio, raro a vedersi. Al centro la predella si apre per lasciar correre il popolo di Israele verso il monte Sinai, sul cui apice la tavola della legge è scolpita a fuoco. Iniziammo a studiare il greco con molti pregiudizi. Troppo simile a questo, ripete l'altro. Poi lo scoprimmo nella sua stupefacente modernità e ne siamo entusiasti. Morì il 7 aprile 1614, ma non per noi.